con l'attuale amministrazione si è aperto un dialogo, insomma c'è un tavolo di discussione in atto, un tavolo di lavoro io lo chiamerei, dove noi stiamo cercando di sensibilizzare coloro che dovrebbero dettare le linee guida per la rigenerazione del quartiere, sensibilizzarli affinché il quartiere fondamentalmente mantenga la sua identità, che è il valore aggiunto proprio del quartiere stesso. E questa entità che costa della sua conformazione viaria, urbanistico-viaria, costa della struttura architettonica dei palazzi. Qui all'interno del quartiere troviamo dell'architettura del Settecento e dell'Ottocento, con palazzi nobiliari di pregio e non, e soprattutto il contesto sociale esistente. Noi abbiamo portato l'amministrazione in quartiere, abbiamo fatto girare, abbiamo fatto capire realmente quello che è il quartiere, non quello che si pensa del quartiere. Successivamente a questi giri che sono stati fatti sia con i vari assessori che con il sindaco in prima persona, abbiamo aperto questo tavolo di discussione dove noi cerchiamo di disegnare, di mettere dei paletti sulla futura rigenerazione, che potrebbe essere anche quella di far sì di non creare un doppione della zona della piazza Vincenzo Bellini, chiamata appunto piazza Teatro Massimo, ossia non farla diventare una zona di pub, di consumo spicciolo del divertimento, ma bensì dare una connotazione al quartiere che possa essere una connotazione un po' più intellettuale, un po' più culturale, quindi anche limitando le licenze appunto all'apertura di tanti pub piuttosto che a attività artigianali, caffè letterari, piccoli teatri o quant'altro.